Aquila Trento Mattarello. Prosegue le spiegate la marcia della capolista. La partita si mette subito sui binari giusti per gli aquilotti al 15esimo grazie alla rete di Betti. Il Mattarello tenta di pareggiarla, ma Floretta e Bonadiman falliscono. Nella ripresa iniziano bene i locali, che al 53esimo raddoppiano con Diop su assist di Betti. Il 3-0 arriva non molto dopo, con una rete di Bazzanella da fuori area. La reazione del Mattarello è timida, ma comunque efficace, come dimostra la rete di Pedrotti al 93esimo su punizione. Un altro stop per il Mattarello, altra vittoria aquilotta, finisce 3-1. Calceranica Vattaro. Termina 1-1 il derby tra Calceranica e Vattaro. Il match inizia subito con qualche acuto dei gialloverdi e un tentativo di Osl. A trovare il vantaggio Agostini con un super gol dal limite dell'area che si insacca nel 7 pieno. Il Calceranica fatica poi a fare gioco, ma continua a cercare di fare la partita. La ripresa inizia con lo stesso copione, con i gialloverdi che colpiscono due traverse e che trovano il pareggio solo all'83esimo con Matteo Nicolussi Paolà, in evidente fuorigioco. Nel finale c'è spazio per più proteste che emozioni, ma il match termina così in pareggio. Calisio La Rovere. Termina in pareggio una partita molto sentita. Nei primi minuti la partita apertissima ma con poche occasioni. Il match è scosso da un'espulsione al 25esimo ai danni di Weger per un presunto fallo di reazione. La ripresa riprende con gli ospiti in 10 e quindi con i sembrani che sfiorano il gol, ma Giovannini difende bene la porta. La partita è sbloccata da un'invenzione di Santuari che con dribbling e tiro a giro piazza l'1-0. Nell'eterno recupero gli ospiti firmano il pari al 95esimo con una botta da fuori di Mottes. Finisce così 1-1. Civezzano Fiemme. Vittoria esterna per il sorprendente Fiemme. Partono meglio gli ospiti, ma il Civezzano passa per primo con una bella azione di Prati. Al 25esimo Don Dio si procura un rigore che Tommaso Varisco realizza, ma il nuovo vantaggio arriva al 40esimo per gli ospiti con De Francisco di testa. Il pareggio lo segna prontamente Prati al 42esimo. Si va a riposo sul 2-2. Nel secondo tempo il Fiemme si porta avanti e realizza la rete del vantaggio con Varisco. Negli ultimi minuti si prova ancora il Civezzano ma senza successo. Termina 2-3. Dolomitica Lona Lasense. Prima vittoria stagionale per il Lona Lasense. Nonostante questo ci prova all'inizio la Dolomitica giocando meglio, ma senza pericoli importanti. Con i minuti sale la pressione ospite, ma che fallisce le proprie occasioni. La partita sale di intensità nel secondo tempo e a trovare il vantaggio sono gli ospiti con la rete di Gigli su Tapin. La seconda rete arriva poco dopo su corner di Surletti, con Gigli che impatta per lo 0-2. I locali tentano una reazione, ma il tempo scorre inesorabilmente. La partita termina quindi 0-2. Telve Gardolo. Buona vittoria esterna per il Gardolo a Telve. Nonostante ciò sono i gialloverdi a fare la partita, che segnano al 15esimo con Francesco Micheletti. Poco dopo al 18esimo la gioia del Telve viene strozzata in gol dal pareggio del Gardolo con la Ratta, battendo il portiere Nicolini. Il nuovo vantaggio giallo-blu arriva al minuto 42 con Bazzoli. Nel secondo tempo il Gardolo rimane in 10 per mezz'ora subisce il pressing dei locali, che risulta però inefficace e sterile. A Telve finisce 1-2. Verla Fassa. Vittoria esterna per il Fassa per 1-2. Le battute iniziali sono molto contese dalle due compagini. Al 20esimo arriva il vantaggio del Fassa grazie al gol di Piccoli, con velo di Zanone a ingannare il portiere. La ripresa è a Marca Verla, che infatti pareggia con il gol di Rossi su assist di Nardini, e che poi sfiora il gol in due occasioni, con gli attaccanti che sciupano davanti al portiere. Nel recupero arriva la doccia fredda per i locali, con Piccoli bravo a scaricare un siluro nel 7 e regalare la vittoria ai suoi.